Finale del Memorial Vincenzo Gasparetto 2019, gli 8 concorrenti sono Nose Gear, The Elegance LF, Raissa Sera, Taele Inno, Star Griff Italia, Trillo Park in prima fila, uno del Duomo, Vernissage Griff in seconda. Favori per Vernissage Griff, numero 8 Gianni Riccio in sediolo. Alternativa principale Tale Inno, macchina che stacca e in partenza veloce Raissa Sera come in batteria, ma c'è subito Tale Inno che anticipa Star Griff Italia e va a portarsi su Raissa Sera per ottenere strada in 150 metri, proprio come era successo nella prima batteria. Tale Inno in 150 metri al comando, Raissa Sera in seconda posizione avanti a Nose Gear. Poi The Elegance LF, costretto all'esterno invece Star Griff Italia. Viene subito al largo Vernissage Griff dopo 400 metri in 29 secco. Vernissage Griff si porta all'esterno e ora va a contatto diretto con Tale Inno. Se ne vanno intanto i primi 600 di gara, completati in 44,1 con un 15,1 in curva. Vernissage si limita per il momento a rimanere al sediolo del battistrada, a contatto Raissa Sera, poi all'esterno c'è Star Griff Italia che precede Trillo Park in coda. All'esterno uno del Duomo che copre The Elegance LF. 58,3 il passaggio agli 800. Vernissage non si lascia avvicinare, un chilometro in 1,12,8. Ora Vernissage prova nuovamente a portarsi su Tale Inno a 500 dalla conclusione. Tale Inno in vantaggio, Vernissage che però lo copre interamente a 400 dalla conclusione. Vernissage attacca con estrema decisione mentre Trillo Park viene in terza ruota, anticipato da Star Griff. Trillo Park però è incisivo a centropista, Vernissage ha speso con un percorso totalmente all'esterno. Anche uno del Duomo prova ad unirsi, completamento della curva finale, ingresso addirittura d'arrivo, lo scatto di Trillo Park, se va su Vernissage Griff e lo coglie in difficoltà. Trillo Park nel finale si stacca per vincere agevolmente, secondo posto per uno del Duomo, al terzo Vernissage Griff, 1,12,5 il ragguaglio conclusivo, 29,5 a chiudere. È calato prima Tale Inno e poi anche Vernissage Griff dopo aver preso il comando sulla curva finale. Rivediamo le immagini con Vernissage ancora al comando a 150 dalla conclusione, ma Trillo Park che veniva dalla terza pariglia esterna non perdona. E nel finale Roberto Vecchione comanda a dovere per venire a concludere netto vincitore su uno del Duomo che corre ancora bene da dietro e fa suo il secondo posto contro Vernissage Griff. Roberto Vecchione, Trillo Park, il training di Taldaio El Mouludi, la quota al totalizzatore di 12,21.